Allora, adesso Mariva, torniamo sul territorio ma andiamo anche un po' a conoscere meglio il nostro ospite, il nostro chef. Bene, io ho due domande da fargli, una alla volta, domanda e risposta. La prima è, a me pare che il consumatore, anche in Veneto, stia cambiando il suo rapporto con il cibo. In casa, e lo sappiamo di meno, e fuori casa, e una persona come te lo sa benissimo. Le sue esigenze stanno diventando, mi pare, sempre più salutistiche, ma non voglio dire, ecco, come lo vedi? Tu sei un imprenditore, sei immerso nel mercato, quotidianamente ti confronti con numerosi, centinaia di consumatori, sei un osservatorio privilegiato della società, sei la nostra doxa, giusto? Sì. E allora perché non ci racconti come sta cambiando, e se sta cambiando, se è vero che sta cambiando il consumatore? Certamente il consumatore sta cambiando per diversi motivi, in primis perché è fuori casa a mangiare tutti i giorni. Per cui se un tempo un panino poteva anche starci bene una volta ogni tanto, adesso la costrizione è quella di mangiare, chi non ha la fortuna di avere un locale che può essere ristorativo vicino, ha la costrizione di mangiare i panini tutti i giorni. Per cui anche chi gestisce questo tipo di locali ha comunque dovuto fare un passo per consentire al proprio cliente di mangiare quotidianamente da lui, ma non solo il panino, oppure qualcosa di più raffinato. Raffinato intendo qualcosa di più evoluto, come prima si è parlata della farina non 00, nel panino possiamo trovare degli ingredienti dal pane integrale in su, dalla farina integrale in su, che consentono un consumo più consapevole, più piacevole, meno zuccheroso, perdonatemi il termine. Un panino con del formaggio e dell'affettato può essere una quantità di calorie che magari non sono necessarie a chi lavora in ufficio. Per cui si sono sviluppati tutta una serie di modelli che hanno a che fare con le insalate, le macedonie, che consentono a chi consuma nel bar di avere un pranzo più dignitoso. Tutto questo poi si collega secondo me al fatto che il pranzo al bar, il pranzo al ristorante, anche se è di 15, 20, 30 minuti, è comunque un momento di stacco e di, per alcuni, socialità diversa da quella che è il momento dell'ufficio nel quale lavoro e basta e sono al telefono. È un punto di incontro interessante da cui nascono anche dei momenti di idea, quello del pranzo del mezzogiorno. Mi pare che possa essere preso come spunto da parte di diverse persone per anche incontrare persone di fuori del proprio lavoro e creare anche dei circoli di amicizia che poi magari vanno anche avanti nel serale o nel fine settimana. Insomma, quindi rimane questo elemento, questo valore immateriale del cibo che è dato dalla convivialità, dalla socializzazione, dallo scambio di idee, anche dalla creazione di opinioni, perché a tavola nascono anche delle opinioni, anche delle valutazioni nei confronti del mondo che ci circonda, certo, dei sindaci, della politica, giusto? Certo. Va bene, una seconda domanda. Noi siamo convinti, e l'abbiamo detto anche in queste trasmissioni, che il futuro del commercio stia più nei centri storici e nei borghi, cioè nelle aree urbane, che nelle periferie. I numeri ci stanno dando ragione, perché ogni giorno esce sui giornali la notizia che c'è una difficoltà in questo mall, c'è una difficoltà di là. Oggi per esempio la notizia che ho letto è che in Ungheria hanno fatto una legge che impone la chiusura dei negozi la domenica, in Ungheria, e noi ne abbiamo parlato di orari. Allora, se però, come io credo, il futuro del commercio sta nei centri storici, beh, sarà un commercio diverso, non sarà un commercio solo di acquisto, di shopping, sarà un commercio di intrattenimento. Noi lo chiamiamo commercio slow, un commercio di apprendimento, un commercio che si mescola con lo stare insieme alle altre persone, quindi con l'intrattenimento. Ecco, mi pare che Padova, da questo punto di vista, l'amministrazione di Padova abbia in testa o abbia già fatto delle norme che in qualche modo possono da un lato aiutare e dall'altro forse osteggiare l'attività dei pubblici esercizi in una città come Padova. Mi sai dire qualcosa al riguardo? So dire qualcosa certamente. Allora, il tema caldo delle ultime settimane per quanto riguarda Padova e il centro e il suo centro è la famosa patente a punti. Oh, come nelle auto. Come nelle auto, esattamente. 20 punti sono quelli di partenza, tanto per vedere anche delle somiglianze. In sostanza, il dialogo che è stato affrontato con l'amministrazione è stata quella di consentire ai locali del centro storico di poter in parte tenere aperto per un orario più prolungato rispetto al precedente
precedente al 2006 i locali, ricordiamo che i locali in centro storico potevano tenere aperto solo fino a mezzanotte, ma mezzanotte voleva dire fuori tutti dal locale, quindi diciamo che erano le 11:30. Come a Ibiza, insomma, dove chiudono alle 6, è vero, tu che giri il mondo. Esatto, infatti. E invece per adesso più tardi alle 2, no? Adesso ci siamo posticipati fino alle 2 con questa bozza di regolamento e con tanti altri appigli sui quali si può ragionare per consentire agli esercizi del centro storico di migliorare il livello qualitativo di quanto viene servito e magari cercare, si è sempre parlato di Movida il mercoledì, da alcuni problemi ci sono effettivamente stati, anche perché c'è sempre da parte di alcuni consumatori la necessità e il desiderio di, più che consumare qualcosa di positivo, di buono, di piacevole, di andare alla ricerca dello sballo, della ubriacatura forte. Di qualche giorno fa di un ragazzo che è in coma etilico per aver bevuto una bottiglia di vodka. Ora, per carità, la vodka può essere anche tanto buona, non lo so, io una bottiglia la vedo molto difficile da smaltire, comunque siamo arrivati a questi livelli. Il regolamento che è stato discusso con l'amministrazione porta esattamente all'opposto, cioè a cercare un consumo consapevole e ragionato, magari puntando anche su prodotti del territorio, magari puntando su qualche centesimo in più dal punto di vista del costo, però ti sto facendo assaggiare un prodotto che va al di là del bottiglia di vodka da 5 euro del supermercato. Diciamo che l'orientamento è proprio questo: consumo consapevole, consumo moderato, consumo di qualità. Il centro storico aperto consente fino a tardi, fino alle 2 di notte, insomma, consente poi la rivitalizzazione del centro, che è un po' un problema che abbiamo negli Ma la gente anni. deve dormire dopo mezzanotte, no? E questo è un po' un problema, quello di contrastare cioè di andare incontro alle esigenze di chi abita in centro con quello di chi vuole vivere il centro. È chiaro che gli schiamazzi vanno contenuti, però è anche vero che se orientiamo la clientela a un consumo più consapevole e moderato, forse la parte degli schiamazzi si può andare a perdere. È chiaro che anche un po' di aiuto da parte della pubblica amministrazione, magari con delle sorveglianze, magari anche solo dei vigili a piedi, potrebbero essere d'aiuto anche a far vedere che la figura di chi controlla c'è. In questo momento non abbiamo questo tipo di presenza. Qualche settimana fa il sindaco Bitonci parlava dell'intenzione di migliorare il sistema proprio in questa TV, parlava della necessità di migliorare il servizio di videosorveglianza, che è giustissimo, però anche magari far passare qualche auto dei vigili durante le serate sicuramente male non farebbe. Infatti no, ma quello senza Senti, dubbio. ma una volta sfumati i punti, che succede al locale? È una buona domanda. In teoria ci sono una serie di percorsi e per arrivare a perdere tutti è veramente difficile. Forse chi arriva a quel livello deve avere la combinata veramente grossa e quindi forse c'è anche una necessità di far chiudere questo locale. Persi i punti si perde il diritto di poter esercitare la Ma è professione. temporaneo o È definitivo? temporaneo Ecco. fino a quando Lo non chiudono per una settimana, 2, Sì, 3, sì. 10, quello che sarà, insomma. Siamo ancora in fase di bozza, è proprio di domani dovrebbe essere il giorno della consacrazione del tutto. Dal punto di vista associativo abbiamo ragionato anche a muso duro in qualche momento con l'amministrazione, ma alla fine abbiamo ottenuto un risultato che soddisfa tutti quanti, l'amministrazione e i pubblici esercizi, e spero che poi si riversi anche sui clienti che hanno la possibilità quindi di poter frequentare il centro per un orario più prolungato, viverlo in maniera più attenta, cercando di andare, questo è compito nostro sicuramente di esercenti, di cercare appunto di evitare quelli che sono gli aspetti negativi, quindi dell'eccesso Ma riguarda tutti i pubblici esercizi di Padova? Riguarda, qua è un po' complicata la cosa, diciamo che riguarda zone, il pubblico esercizio del centro ha delle caratteristiche che sono un po' diverse, tipo l'orario di chiusura di quelli che sono fuori Padova. Per il primo anno comunque non è obbligatoria per gli esercizi fuori dal centro storico. Ah, ok, ho capito, va bene. Ecco, La Movida, insomma, esatto. dai. Comunque ci sono, io per esempio, Trieste per esempio, che è cambiata radicalmente negli anni, perché da città tipica per anziani è diventata una città giovanissima, locali aperti di notte, Movida. È bellissimo.
Esatto, tu tranquillamente Torna a fino Piazza Unità, vivi. Però effettivamente è vero che tutta la zona del centro coinvolta da questa movida, per cui tu sei tranquillissimo di notte, puoi andare fino a ora tarda, però c'è tanta confusione, ma non dovuta a schiamazzi, proprio al vociferare delle persone che diventa massa critica, sono tutte zone adibite ad uffici. Infatti io dicevo, ma oppure sono persone talmente tanto anziane che proprio non sentono niente, a parte che hanno finestroni enormi, sono tutte case impostate diversamente, abitano in piani più alti, però mi sono informata e dicevo, caspita, è impossibile dormire secondo me qua, ed effettivamente sono tanti uffici, tante sedi istituzionali, eccetera. E allora secondo me è già diverso, perché è un centro vivo, partecipe come voi, però le zone critiche non hanno questo grande problema. Quei pochi che ce l'hanno sono talmente anziani che a loro non dà neanche il problema. Io voglio vedere adesso in centro a Padova, perché ci sono dei centri che viceversa si sono spopolati, perché ovvio che era come il discorso, no, della zona delle terme, si comincia a piazzare discoteche in zona delle terme, le ville che sono costate una cifra te le lasciano lì e se ne vanno da un'altra parte perché è zona termale, residenziale, tranquilla. Bisogna, effettivamente non è semplice la cosa, No, non è non è semplice semplice. assolutamente, cioè bisogna un po' vederla perché com'è strutturata anche una città, proprio com'è, che tipo Però ci si deve provare, perché cioè, è come dire in Piazza Bra, Verona, è un discorso, in Piazza Bra non ci sono residenze attorno sostanzialmente, per cui lì puoi anche fare l'evento, benissimo che ci sia le manifestazioni all'arena, non creano il problema, se però fosse ubicata nell'altra nella piazza più interna. Oddio. Però è tutto in divenire, perché Sono sempre proiezioni che faccio, adesso non so. negli ultimi 20-30 anni abbiamo avuto lo spopolamento dei centri storici, Sì. I cui appartamenti sono rimasti sfitti e occupati da immigrati, cioè la città bene usciva dal centro. Adesso sta iniziando un fenomeno inverso, la città bene vuole ritornare nel centro storico. Io credo che una persona anziana stia meglio in un centro storico che fuori da un centro storico, e questo ci creerà dei problemi. Allora bisogna trovare un equilibrio, avere lungimiranza, contare su amministratori che abbiano una visione e sulle associazioni di categoria che, come quella AP e anche la Confcommercio di Padova, stanno lavorando per cercare il giusto equilibrio, contemperare le esigenze dei vecchi e nuovi residenti con le esigenze dell'impresa, ma anche degli studenti, del mondo che gira e che non può andare a dormire alle 9 dopo Carosello, si faceva qualche decennio fa. Infatti, assolutamente. No, come Cenerentola a mezzanotte. Ecco. Assolutamente. Anche questa è un'altra modalità di sviluppo possibile, perché bisogna portare a crescere queste città e trovare delle idee che possono essere soluzioni, poi presidio del territorio anche da parte degli umani, oltre che delle telecamere, perché vediamo tante di quelle immagini nelle telecamere che lasciano il tempo che trovano, che alla fine è meglio l'umano che interviene, redarguisce se necessario. Modelli di sviluppo possibili, siamo in una fase importante, ci avviciniamo comunque, per voi che siete delle associazioni di categoria, a un passaggio anche che potrebbe essere significativo, che mette in discussione l'operato del passato a livello politico e di gestione amministrativa della nostra regione per vedere cosa succederà dopo. Come lo vivete? E lo chiedo a entrambi, perché entrambi, chi da una parte e dall'altra, siete dentro le categorie. Ma come commercio regionale abbiamo pensato stavolta di fare anche noi delle proposte da sottoporre ai candidati presidenti, perché noi abbiamo una visione di quello che potrebbe essere il futuro dei prossimi 5-10 anni. Direi più sui 10 anni, perché vorremmo abituarci e abituare la politica a guardare oltre il mandato elettorale, perché il tempo, cioè il futuro lo si disegna oggi, il futuro dei prossimi 10-20 anni. Il futuro dei prossimi 5 anni forse ha già degli antefatti che l'hanno disegnato, è difficile cambiarlo. Stiamo uscendo da una fase politica economica di grande crisi in cui la politica e la società italiana sta segnando il passo. Usciamo da un modello di sviluppo che ha privilegiato l'industria, grande, media e piccola, un'industria che poi ha abbandonato il territorio e che quindi ha distribuito ricchezze al di fuori del territorio, e allora noi ci chiediamo, nel rispetto dell'industria, soprattutto se è efficiente e competitiva, se questo modello abbia senso continuare nel futuro, perché io devo investire in un modello che mi esporta la ricchezza e la dà ad altri. Preferisco investire in un modello che la ricchezza la distribuisce, e non a caso quello che noi chiamiamo terziario di mercato distribuisce stipendi all'anno che sono quasi il doppio
di quelli distribuiti dall'industria e dall'agricoltura messa insieme. Il terziario di mercato è il commercio, antico, moderno, modernissimo, futuribile, cioè online per intenderci, il turismo che è la risorsa, cioè la regione Veneto è prima in un settore, nel turismo, è la prima d'Italia, negli altri è seconda, ben posizionata, ma non è prima. E poi i servizi, perché sono i servizi alle persone e servizi alle imprese, quindi l'innovazione, sono un elemento che irrora. Allora sta per chiudersi la vicenda dei fondi europei, che vengono distribuiti alle regioni italiane per i prossimi 6 anni. Certo. Ecco, quella sarà la cartina al tornasole. Se per esempio su 100 risorse europee ne destiniamo in egual misura all'industria, all'agricoltura, all'artigianato, ma anche al terziario, beh, vuol dire che la politica ha capito dove vogliamo andare. Ma se invece, noi temiamo questo, la maggior parte delle risorse vanno all'industria e la parte minore al terziario di mercato, allora vuol dire che qualcosa non va, vuol dire che butteremo ancora via soldi nei prossimi 10 anni. Spieghiamoci che questo non avvenga. Andiamo intanto noi in pubblicità di sicuro e torniamo tra pochi secondi per vedere anche cosa sostanzialmente voi volete chiedere sia da parte dei giovani, chi invece proprio la categoria con le varie professionalità. Tra poco.